una nuova realtà museale dedicata all'arte moderna e contemporanea, che si inserisce all'interno del sistema di valorizzazione e fruizione pubblica delle dimore storiche e dei castelli valdostani. Questo è il Castello Gamba, a Châtillon. Nasce un nuovo luogo con produzione di cultura che in un momento di difficoltà è un elemento da sottolineare, proprio perché in questo momento tra i pochi consumi in crescita ci sono i consumi in campo culturale. Quindi oltre ad avere una funzione di crescita culturale della comunità, questo luogo deve e dovrà avere delle ricadute anche economiche che il turismo culturale sta portando, e con gli ottimi risultati in termini di presenze che stiamo registrando ci fa ben sperare per il futuro. Riteniamo che il turismo culturale sia un turismo continuamente in evoluzione, sul quale l'amministrazione regionale in particolare sta puntando molto, promuovendo delle mostre di grande livello e che stanno dando degli ottimi risultati in termini di presenze su tutto il territorio regionale. Quindi per noi avere questo castello rappresenta un punto importante per rilanciare quella che è l'economia del nostro paese. Il castello, costruito tra il 1901 e il 1903 dal barone Carlo Maurizio Gamba, appartiene alla regione autonoma Valle d'Aosta dal 1982 e dopo un complesso intervento di restauro architettonico realizzato tra il 2002 e il 2005, ospita la collezione di arte moderna e contemporanea regionale, che comprende oltre 1500 opere e che è stata costituita nell'arco di 60 anni attraverso acquisizioni, donazioni e lasciti e anche premi. È stato un momento in cui acquistare si poteva ancora e che con lungimiranza si è provveduto sia ad acquistare la sede che acquistare la collezione, che altrimenti andava dispersa in un momento in cui sulle opere d'arte c'erano tante discussioni. Oggi finalmente vediamo l'apertura di questo museo. La scelta della Pinacoteca è stata fatta proprio per valorizzare tutte le opere che avevamo e sapendo che era una sede ideale, quindi oggi finalmente abbiamo i risultati, anche se dopo molto tempo, di una previsione che portava a valorizzare un bene che sicuramente darà lustro alla nostra regione e farà in modo che l'economia della valle fruisca di queste presenze che noi siamo sicuri notevoli di gente che verrà a vedere la mostra. Il percorso espositivo si snoda attraverso 13 sale distribuite sui 2 piani dell'edificio e presenta una selezione curata da Rosanna Maggio Serra di 150 opere tra dipinti, sculture, installazioni, raccolte grafiche e fotografie che vanno dall'800 a oggi. A fianco delle opere dei maestri del Novecento, tra i quali Martini, Manzù, Casorati, Carrà e Guttuso, la collezione documenta la produzione figurativa italiana della seconda metà del secolo, sino a esponenti della ricerca contemporanea come Schifano e Mainolfi. A questi si affiancano gli artisti valdostani di maggior rilievo. In particolare a Italo Mus, artista simbolo della Valle d'Aosta, è dedicato uno speciale omaggio, a cura di Sandra Barberi, allestito nello spazio destinato alle esposizioni temporanee e nell'altana panoramica al terzo piano del castello. Il Castello Gamba si presenta al pubblico come un luogo di arte e di cultura da visitare sia per l'apprendimento sia per lo svago, ed è dotato di una serie di servizi pensati per avvicinare le diverse fasce di visitatori, famiglie, adulti, scuole, bambini, giovani, all'arte moderna e contemporanea, attraverso attività di laboratorio, visite guidate e una serie di eventi ideati per offrire occasioni di esperienza, emozione e apprendimento dell'arte. Questo luogo diventerà un polo permanente di studio e ricerca sull'arte. Dovrà guardare i giovani, promuovere le arti nei giovani, ma dovrà saper dialogare anche con associazioni e privati che di arte si occupano sul territorio e no. Da ottobre a marzo il Castello Gamba è aperto dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 17:30, chiuso il mercoledì, il 1 gennaio e il 25 dicembre. Da aprile a settembre l'apertura è dalle 10 alle 18.